Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovissimo appuntamento che proviene dal nostro progetto Archeos Argus. Io sono Marco, lui è Martino. Ciao Martino. Ciao, ciao a tutti, ciao e benvenuti. È questo sorta di soggiorno così archeologico perché qua si parlerà di archeologia e di storia della Sardegna, ma più precisamente del Sarrabus. Siamo qua oggi per presentarci insomma, e vi dico che il nostro progetto è nato tempo addietro grazie a Martino, giusto Martino? Diciamo che è stata un po' un incontrarsi di persone che avevano le stesse, diciamo, le stesse passioni. Sì, è nato per caso un progetto che è nato al bar, si può dire. Eh sì, come oggi, Si parlava. in un salotto in pratica, così è. Sì, sì, perché praticamente c'è stato questo avvenimento che io lo cito sempre per, diciamo, come punto di inizio del progetto Archeo Sarrabus, questo turista che è entrato in un bar, ha chiesto, cioè, oltre al mare, cosa c'è da vedere qua in zona, e qualcuno gli ha risposto niente. E lì, siccome sono Lei si è appassionato da scoppiato, ha questo, fatto boom. Che no, cavolo sto dicendo? ho detto, ma probabilmente non lo sapeva neanche questa ragazza a cui aveva chiesto, no? E allora ho detto, Certo. perché non provare un po' a mettere in ordine tutte queste informazioni e a creare delle pagine social, visto che oggi sono più veloci, più dinamiche, la gente ha più facilità ad arrivare a questi contenuti e facciamo un po' un censimento, giriamo un censimento perché poi il censimento del Sarrabus è incompleto, sono antichissimi, cioè, i censimenti di Roberto Ledda abbiamo per esempio di Muravere e di Villa Puzzu che sono degli anni 80. Ok. Eh, Più o meno adesso mi sa che invitiamo tutti infatti a guardare nei nostri social, come hai detto tu, insomma, vorremmo più che riusciamo, colpire più persone possibile a cazzotti di archeologia per valorizzare il nostro territorio, perché principalmente, insomma, come hai detto tu, neanche noi della zona conosciamo quello che abbiamo vicino, non sappiamo neanche dove caghiamo in pratica, questo Sì, se ha sì. nel senso. Quindi, scusate il francesismo, mi è uscito così la cosa abbastanza colorata, però per dire che come si è evoluto questo progetto. Sì, vabbè, intanto Marco mi sono messo dietro una foto dove ci sono io, c'è Fabio Cancella e Marta Solinas, che sono praticamente il nucleo originale del progetto Archeo Sarrabus, no? Questa passione, ognuno con Mhm. una competenza diversa. Io ho la fissazione per il censimento, Fabio per la ricerca di documentazione storica, Marta si è appassionata, lei ha visitato un sacco di siti anche fuori dal Sarrabus, quindi conosce un po', diciamo, la materia forse un po' più di noi. Mhm. E quindi da lì, ripeto, siamo partiti con questo censimento che è durato circa 3 anni. Abbiamo Quindi raggruppato è un po' tutte le partito tutto informazioni che si 3 anni trovano. fa, è partito tutto 3 anni No, è fa, è partito nato 5 anni boom. fa, ma è durato 3 anni l'opera di censimento. In che Quindi senso? abbiamo. Cosa avete fatto? Avete preso i vari censimenti dei piani pubblici, insomma, regionali? Sì, 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 proprio i PUC, PPR, vabbè, censimenti libri, l'EDA, PIRAS di San Vito, c'è il censimento di Villa Simius dell'82, abbiamo preso per esempio il Wikimapia, Nurnet, cioè tutto quello che indica siti nella nostra azienda li abbiamo un po' puntati su Google Earth, abbiamo creato Ok. questa Sì, mappatura su insomma, Google Earth. il nostro database in pratica, anche per di comunicazione, è Google Earth. In Esatto. pratica. E poi Esatto. sveleremmo qualche segrettino così, segreto, diciamo. È un trucchetto che ultimamente, tramite i droni, eccetera, si è sviluppato. Ma guardare dall'alto fa una bella differenza che guardare da terra. Comunque, quindi dopo E aver. poi, Eh. no, volevo finire, poi siamo passati alla fase 2 dell'operazione, quindi intervistare pastori, cacciatori, cercatori di funghi, chiunque conosca, diciamo,
le campagne a menadito, no? Chi c'è cresciuto. Sì. E quindi lì siamo riusciti un po' a incrementare questo censimento con dei siti che non si conoscevano e poi, diciamo, con l'esperienza, un po' capendo anche le dinamiche insediative che si erano sviluppate qua nel Sarrabo, siamo riusciti poi ad aggiungerne, ma tu ne sai qualcosa perché hai partecipato attivamente alla, ma- Sì. Beh, alla insomma, io mappatura. di per sé ci sono da un anno, insomma, sono un appassionato non per quanto riguarda l'archeologia, ma per quanto riguarda Archeosarrabus, sono diventato appassionato di Archeosarrabus da un annetto e qualcosa al massimo, ma attivamente sono entrato da poco, soprattutto con la mia passione dei montaggi video, delle foto, eccetera, come poi vedrete, anzi potete vedere tutti i video che creo grazie alle riprese di Martino e di Fabio. Fabio più che altro è come dire un gran compagnone di camminata. Insomma, si riesce a fare questi montaggi che comunque ci permettono non solo di presentare a tutti il sito archeologico, ma in realtà di lasciare un documento. Io credo che sia un'attestazione dell'esistenza di queste cose qua e di come sono fatte, che sicuramente rimarranno ai nostri figli, i figli dei nostri figli e così via. Insomma, questa qui è questa cosa qua. Comunque, su YouTube trovate tutti i video completi, mentre sui i vari social, ad esempio TikTok, noi la chiamiamo TikTok, ma era così vezzeggiativa, e potete trovare invece quello che noi chiamiamo in 5 punti, giusto? Per l'appunto hai fatto qualcosa, oggi l'hai registrato 5 punti da Due, montare o sì, no? due ne ho fatto oggi. Ah, che bello! Eh, sì, sì, poi l'idea è anche quella di magari creare delle opportunità anche per le attività che operano nel settore del turismo. Parlo, per esempio di guide ambientali, guide turistiche, di guide, Posso di aggiungere con una strutture cosa che ricettive. Sì. perché riguarda proprio me, ad esempio io come personal trainer sfruttare sia per le grandi passeggiate, per le corse, per l'attività fisica e dei siti ben puliti o comunque anche non puliti però molto belli come troviamo nella nostra zona, che noi non abbiamo, secondo me qualcuno che ci sta guardando non sa neanche dove cacchio sta Sarrabos. Cioè, Ah, sì, certo. Sì, dove sì. sta sto Ah, quindi Sarrabos? dobbiamo fare il Sarrabus, è una subregione della Sardegna sudorientale, e comprende i Ottimo. 5 paesi di Muravera, San Vito, Villapuzzo, Frediadas e Villa Simius. Che dici? Ma ce lo sa con Google Earth, tanto per capire. Ma sì, dai. Eh, Sì, perché poi noi diamo sempre per scontato che ci rivolgiamo a persone che conoscono di dove siamo, dove viviamo, di cosa parliamo. E sì, sì. invece poi. In realtà andiamo a vedere, sta caricando Google Earth. Sì. Si vedicchia, diciamo così, vero? Sì, sì, cioè, boh, penso. Io ti vedo. E questa è già una cosa importante. Allora andiamo a spulciare il nostro amico Google Earth. Come potete Ah, hai già vedere, messo anche no, non svelare tutto no, subito. allora li bolo, facciamo così, via, via, Esatto. via. Lascio tipo. Lasciamo un po' di suspense. Allora facciamo così, lascio uno qualsiasi, muro. No, no, ok. Perché ho lasciato un muro? Un Così muro. vedete che insomma questo qui è il punto dove siamo. Siamo nel sud-est della Sardegna, questo addirittura uno dei punti, no, siamo a Moravera, stavo per dire uno dei punti più a nord della regione, della subregione Sarrabus. In realtà dovrebbe finire in questa zona qua, più o meno il Sarrabus. E Un siamo po' al più su, limite. sì, sì, lì è Murtas, e quindi sì, più o meno là, esatto. Sardinia, insomma, non è piccola come regione, prende tutta questa zona qua in pratica, giusto? Vedi Sì, Martin? sì, esatto, esatto. Io, Marco, se sei d'accordo,
Cosa facciamo? Mettiamo prima la slide con i numeri o prima i coloretti qua, i Ma puntini? io direi solo così, da fargli Per vedere far pre- dall'alto, solo per far vedere, ma secondo voi sono pochi o son Ok, troppi? dai, allora, mettiamo il censimento, dai. Ok, vai. Il risultato di questo lavoro di 3 anni. Eccolo Eh, qua. Adesso Bellissimo. vedete così, da noi si dice un garage, un montone di cose, un montone di... un agglomerato di puntini sulla mappa e non sono anche non scanditi qua. Cosa c'è qua dentro? Così io vado a recuperare il documento. Allora, qua dentro ci sono tutti nuraghi, tombe dei giganti, domus de Janas, insediamenti, nuragico e prenuragico, tendenzialmente. Poi abbiamo diviso in gialli, blu, o in base ai gialli, per esempio, i tuoi siti partono gialli, diventano blu nel momento in cui noi andiamo a vederli di persona, quindi li confermiamo, li testimoniamo con video, foto. Sono bianchi se invece sono stati visti soltanto con il drone, quindi Mhm. confermati ma non visti personalmente, mentre sono viola se ci sono stati indicati da altre persone, ma non li abbiamo visti noi né con il drone né con i nostri occhi. Insomma, è una cosa abbastanza complessa, tutto bello ordinato. Sì, ci sono giusto un paio di chiesette come riferimento, abbiamo messo come punto di riferimento, ma cioè, per Appunto, esempio la chiesa di Sant'Andrea, vedo da qua, di San Priamo. mhm. Puoi dare dei eh, riferimenti anche di che tipologie, insomma, di culture antiche si trovano nella nostra zona? Sì, esatto, anche perché molte delle chiese campestri sono, anche le chiese dei paesi, sono costruite in prossimità di siti molto più antichi. Faccio l'esempio, Santa Maria vicino al Nuraghe Murtas, Mm, o la chiesa di Santa Lucia che ha dietro censito un nuraghe, ma dietro sto parlando di 10 metri dietro, o la chiesa di Sant'Anna vicino a Nuragerga. ok. Se ne possono fare decine di questi esempi per arrivare poi a citare, diciamo, l'esempio numero uno, che è la chiesetta di San Priamo Martire, che è costruita intorno a un sito più antico, quindi la Domus de Giana, su cui si racconta che dormisse il santo. È molto figo. Per quanto riguarda il coso, Martino, sto trasferendo il coso perché Drive non me lo fa vedere, maledetto. Così Ma questo lo puoi ingrandire, questo qui nel frattempo, certo, per, per entrare un po' più nel dettaglio? yes, così te ne ingrandisco. Allora, tac, blocca. Ecco qua, questa è la massima dimensione che riesco a darti, eh? Ah, no, dico, non puoi entrare con Google Earth, Certo, sì, entrare. sì, no, è che nel frattempo devo riuscire a cosa? A prendere il Ah, documento. ok. Esatto. Dimmi cosa vuoi vedere, No, dimmi niente, volevo, ecco, così ingrandire per far vedere un po' il il casino di roba che c'è. casino di roba che c'è. Sì, Recenti. sì. Maledetto, tutto Poi maledetto. abbiamo fatto un riepilogo, infatti, quella che dicevo, dove indichiamo più o meno, indichiamo i siti che, diciamo, sono conosciuti e i siti che abbiamo invece individuato noi. Esatto, Per- infatti adesso io sto caricando il documento che mi ha passato Martino, che ho messo su Drive e che logicamente, come tutte le cose, uno pensa di essere pronto ma non ci sono. Vabbè. Martino, più o meno, ma Vabbè. abbiamo indicato quali sono i cosi, quali sono i paesi. Io ad esempio, principalmente mi occupo del territorio di Castiadas, tu invece sei moraverese, ti occupi prettamente di tutti i territori, ma prettamente quello moraverese, San Vitese e Villa Puzzese, perché per chi conosce il territorio sa bene che, insomma siamo abbastanza staccati Castiadas con il E resto. Villasimius anche, infatti Ah, con Villasimius siamo un po' indietro con il lavoro, anche perché cioè, abbiamo fatto forse metà del lavoro oggi, metà dei siti siamo riusciti a testimoniare.
ma anche perché sono difficili, sono Sì. lontani, a volte non ci sono neanche sentieri per raggiungerli. Qualcuno è localizzato male, quindi devi andare a cercartelo. Non è un lavoro, diciamo, facilissimo, Mhm. Sì, soprattutto così, assolutamente. così come lo stiamo facendo noi in maniera, diciamo, certosina. Artistica. Ah. No, nel senso che comunque stiamo andando veramente lì a vederli da vicino e a capire un po' cosa rimane, cosa. Certo. Che quella è la parte importante, anche perché poi nell'ottica di offrire magari delle opportunità, devi anche sapere dove andare e dove non andare, perché ce ne sono certi che ormai sono completamente distrutti, non vale la pena neanche di salirci, se non magari per, non lo so, il panorama che si Eh gode sì. da quella cima o l'ambiente che c'è tutto intorno. Infatti la cosa che facciamo è quella di sfruttare il drone per riuscire a a vedere queste cose qua. Ok, Infatti, sono passato ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, da arrampicarmi a vederli a uno a mandare prima il drone a vedere se c'era. Ascolta, vai lui. Poi. non è male come cosa, eh. Allora, ecco qua. Cattura schermo 2. Yeah. Ah, Vedi qualcosa? Un po' grande, sì, vero? però si vede un po', eccolo, un po' spostato. Esatto, perfetto. C'è sia Ok, intanto questo qui è il disegnino che ho fatto della pianta di Nuraghe Porto Pilastro a Capoferrato. Così ok, l'ho messo dietro da sfondo. Ogni tanto faccio i disegnini delle piante, mi piace passarci il tempo. molto carini. Eh, ok, Ok, sì, sì, bene. Cosa ce dice l'abbiamo. questo censimento? Andiamo a vedere. Allora, Allora, vediamo comune per comune, giusto? Prego, sì, Muravera, Martino. censimento Archiosarrabo sconta 61 nuraghi propriamente detti, quindi nuraghi semplici, nuraghi composti, non insediamenti senza nuraghi. Sto parlando soltanto di nuraghi propriamente detti. Sono 61, nel PPR ce ne sono segnati 44 e nel Mhm. censimento di Ledda ce ne sono segnati 37. Tenete presente che il censimento di Ledda, del territorio di Muravera, ne conta di più perché a quell'epoca Castiadas faceva parte, una parte di Castiadas faceva parte di Muravera. Quindi Esatto. nel censimento di Leda ci sono dei nuraghi di Castiadas che oggi sono in territorio di Castiadas. Quelli muraveresi sono 37. 37. E quindi, ricapitolando quello che diceva Martino, che quei 61 sono accertati come nuraghi, confermati come nuraghi. Giusto? È quello che ho capito. Assolutamente sì, ne abbiamo Perfetto. altri in forze, in dubbio, da confermare, non li abbiamo inseriti in questo acconto. Figurati, infatti poi sarei curioso di sapere qual è il conteggio, quello totale di quelli non Eh, censiti. Deve essere molto allegro, ma poi infatti dopo spero che tu ci dia la notizia che ci hai dato ieri sera al gruppo dei disgraziati, Va bene. di quanti sono quelli che. E Eh, l'ultima pagina. ok. Proseguiamo con la seconda, Marco, così. Vide Vuzzi o Villa Puzzo. Sì. Noi 45 ne abbiamo censito, nel PPR ce ne sono 30, nel censimento di Ledda 29, quindi gliene mancava uno a Roberto Ledda. Eh, Rispetto al cosa? Al censimento del Al PPR. censimento del PPR, che poi di solito il PPR corrisponde anche con il PUC, i documenti del PUC, di solito Mm, sono il censimento anche della sovrintendenza, non sempre, però di solito sono concordanti come dati. esatto. Quindi siamo così, 45, quindi ne abbiamo aggiunto 15. 15. E come Poi, aspetta, volevo tornare un attimo indietro. Diciamo come infatti dicevo, si vede che cosa, che stai a Munavera. Scherzo. sì. Come numero intendo, no? Ma è normale che quando sei in prossimità si faccia più ricerca, è più facile. Non abbiamo sicuramente i caccia F-14 che
che possono volare ad alta velocità, ma abbiamo No, vabbè, guarda, noi ha contato molto il Covid, perché comunque c'era il periodo in cui non si poteva uscire dal proprio è comune di vero. residenza e quindi alla fine me ne sono andato in campagna a Muravera. Diciamo che è stato un bel modo di passare il Covid, vero? Sì, sì, Si, all'aria aperta, certo. si preferiva magari diversamente, però insomma, non male. Ok, andiamo avanti. Quindi, San Vito. San Vito 79, 79, ma anche qui non ci sono tutti, nel senso che qualcuno è ancora da confermare, quindi non l'ho voluto mettere. PPR è Censimento di Vincenzo Piras, che è praticamente un testo che è un libro in cui è inserito un elenco dei nuraghi presenti nel territorio di San Vito, ne contano 51, quindi probabilmente concordano, sono gli Mhm, stessi. ho Da capito. 51 siamo a 79. Precisamente 28. 28 in più, esatto, a San Bis- Vito. Ma San Vito, ragazzi, cioè, posso dirvi, vedrete, ci darà tante soddisfazioni. Però una curiosità, San Vito ha un territorio molto più vasto di Muravera, per esempio. Mm. Ok, quindi la densità di nuraghi per dimensione territoriale è molto più alta a Muravera che a San Vito. Ti Perché ricordi che anche ci se ha meno siamo, nuraghi, Muravera essendo più piccola, Muravera mi sembra che ha 91 km quadrati, mentre San Vito siamo intorno ai 170, se non sbaglio. sai, potrei consigliare in una di queste puntate di prendere in esame un singolo paese per volta, no? E fare tutte queste cose qui. Cosa ne Sì, sì, pensi? certo. Sì, sì, certo. Sì, sì, Potrebbe sì. essere una Tanto bella cosa. i dati ci sono, ce li ho io in un Excel, quindi Top. An- Andiamo a vedere allora. andiamo avanti. Andiamo avanti. Castiadas, Castiadas, che è la villa dei miei nonni in pratica. PUC e È un- PPR 36, probabilmente coincidono. Noi siamo a 42, ma anche lì ho forti dubbi che abbiamo finito il lavoro. Sì, vero. Sì, va. Sì. Così Nel senso, come Così come Villa Simius, anche lì ci siamo dedicati poco, dobbiamo cercare di recuperare terreno. ma quello che dobbiamo ricordare è anche il fatto che qua sono nuraghi accertati. Non stiamo parlando degli altri siti, perché poi in realtà secondo me è interessante farvi capire cosa c'è. Perché la storia, la parte nuragica, come ben Martino sa, io sono un grande appassionato di Fuori nella roccia. Come dire, è la cosa più grande che si vede in nuraghe per adesso. Però ci sono delle cose nascoste molto, molto più antiche che, ad esempio, io sono molto più appassionato della storia ancora più antica rispetto a quella nuragica, seppur quella nuragica è veramente molto affascinante perché non si comprende l'inonda, cioè non si capisce, abbiamo poche certezze, insomma. Io, almeno questo è quello che credo io riguardanti la parte storica dei nuraghi, la parte nuragica. Cosa ne pensi? Sì, sì, guarda, io chiudiamo questa slide così poi ci mettiamo la Via. faccia di nuovo. Castiaz, Villa Simius, 18 noi, 14 il PPR, 9 sono nel censimento del comune dell'82. Ah sì. Eh, mm, mm. Quindi insomma, L'ultima l'ultima totale caos totale. 245 i nostri, 175 censimenti ufficiali più 70. Abbiamo aggiunto 70 puntini nelle cartine. Insomma, sembra una cosa, sembra una classifica, siamo primi in classifica con 70 punti in più rispetto alla Irraggiungibili. seconda, irraggiungibile logicamente. Speriamo, anzi, la cosa che dobbiamo sperare è che un giorno i censimenti locali riescano a eguagliare noi. Quello sarebbe, credo che sia un obiettivo che dobbiamo porre, insomma, rompere le scatole alle pubbliche amministrazioni per fare in modo che sappiano quello che c'è, per fare in modo che non vengano coperti. In che senso coperti? Come si può dire? Coperti da cemento, insomma. Ah, Sono, vabbè, certo, lì mm. poi, vabbè.
Perché insomma sono abbastanza polemico su questo. Eh, adesso tolgo la slide così ci rivedete. Basta fare clic così. Eccoci qua. Sei grande, è grande. Eccoci qua. Abbiamo risolto tutto. Eccoci Tino. Sì, Allora, visto il censimento, andiamo avanti con un po' di argomenti. Direi che abbiamo visto abbastanza. Questa è una delle parti del nostro progetto. Come abbiamo detto, prima si andava a piedi, poi si andava su Google Earth, ma adesso ci avviciniamo logicamente con una scansione molto più dettagliata che è quella fatta con il drone che noi sfruttiamo, il drone dell'associazione l'Immens Arabus Gerrei, di cui facciamo parte, di cui parleremo e spero di poter invitare anche Air President, il presidente, a fare una chiacchierata con noi. Sarebbe molto interessante sentire il suo slang, il vero slang sarrabese di ah, Santuido. gli facciamo anche una rubrica al presidente dedicata sui toponimi. Ah, quello molto interessante, anche perché per dire, se voi vedrete il video, il nostro prossimo video che sarà pubblico domani sera, quindi venerdì 14 ottobre alle ore 21 in premiere, vedrete il documentario su Basoro. E qua dico sto nome così, ma quanti nomi, Diciamo, in quanti nomi quanti ve ne nomi ha trovi? cambiato quel Nuraga? Sì, infa- No, chiunque passava, boh, dava capiva male, no? Si interpretava. Vabbè, però eh, un po' di lasciamolo come argomento suspense. per la puntata sul Basoro. Esatto. Non svegliamo. No, io invece quello che vorrei fare adesso è coinvolgerti, ributtarti la palla a te, perché abbiamo detto che questo lavoro è finalizzato poi a creare anche dei percorsi che siano fruibili sia dai nostri concittadini, sia dai turisti che vengono a trovarci ogni anno. E lì, infatti, Marco ha avuto Esatto. questa brillante idea di creare i sentieri primitivi del Sarrabus. Grazie Martino per la palla che prendo al balzo. In pratica allora il sentiero primitivo del Sarabos è nata con un'idea delle mie attività sportive che faccio con i clienti che vengono solitamente fuori dalla Sardegna. Principalmente i miei clienti, io sono personal trainer, non mi sono presentato, io sono un personal trainer alla Scienze Tecniche dello Sport e ho deciso di fare le mie attività non più all'interno di quattro mura, ma nell'infinito verde della Sardegna o giallo in base alla stagione. Però, e cosa mi sono trovato ad affrontare? All'inizio cioè, non ci pensavo, ma io stavo passando in territori, in zone, in siti meravigliosi e le persone mi chiedevano ma che cos'è? E rimanevano affascinate da questa cosa qua perché se andate per dire su Google Maps non è che trovate i siti archeologici del nostro territorio. C'è forse il nostro amico Basoro slash Azzoro che lo troverete. Allora, vista la ricchezza nei territori in cui passo per fare le mie passeggiate, ho deciso, ma perché questi siti non possono essere uniti? Sono dei puntini fantastici che all'interno di un tracciato fatto bene, con i dovuti canoni, possono essere sfruttati da tutti e non solo dai più coraggiosi. Martino, piccolo stacco, devo andare un attimino. Sorry. Ui, va bene. Sì, torniamo.
cosa possiamo dire? A proposito di sentieri, come dicevo, è nata questa idea di, adesso lo anticipo io per Marco, poi, come si dice, me lo faccio restituire. È nato proprio per creare dei percorsi che si potessero fare a piedi, in bicicletta, comunque dei percorsi, diciamo, naturalistici che passassero in prossimità dei nuraghi, dei siti nuragici, sfruttando quindi delle strade vecchie, perché è una cosa che a noi ci ha incuriosito quando abbiamo fatto il censimento, è che questi nuraghi sono costruiti come cioè, esistono, diciamo, dei nuraghi che sono costruiti come a guardia di strade, e quindi queste strade esistono ancora, si utilizzano ancora, quindi ci sono dei sentieri, per esempio, sentieri delle strade che sono costellati di nuraghi intorno. E allora abbiamo detto perché non collegarli, non dare la possibilità magari di visitarli anche questi nuraghi, creando questi percorsi. E tutte le attività che stiamo facendo anche di pulizia sono rivolti a, diciamo, a impreziosire a impreziosire questi percorsi qua. E ovviamente il lavoro è molto lungo, servono delle risorse, servono anche risorse fisiche, quindi diciamo è difficile ipotizzare quando sarà finito, anche perché l'idea del sentiero è quella di partire da Villa Simis e arrivare a Quirra, quindi con poi diciamo, delle deviazioni, dei rami magari che partono dal sentiero principale per cercare di toccare più punti possibile. Però ecco, diciamo che una buona parte è già pronta, quasi pronta, ecco, pronta perché, come dicevo, sfruttiamo sentieri già esistenti, quindi si tratta soltanto diciamo, di sistemarli un po' e di inserire magari delle informazioni che possono aiutare le persone poi a fruirne. Cosa dire? Cosa dire? Intanto Marco sta tornando, io ho anticipato un po', ho diciamo proseguito il tuo discorso, Marco. Eccomi. Eh, Ho seguito il tuo discorso sul perdonami. sentiero, ho un po' Perdonami. approfondito. Eh, Purtroppo la bambina sta male. C'è una, poverino. c'è una bambina Eh, di 1 anno e 4 mesi che non sta benissimo e sono dovuto intervenire così, in maniera volante. Ma adesso sono, è diciamo tutto ok. che... Esatto. Mi dispiace, ma penso che Martino mi abbia sostituito al meglio. Per dirti, hai spiegato che dei sentieri non è che ce ne sarà solo uno. Io sono partito col sentiero primitivo originale, da quello della zona T tra Castiadas e Muravera, cioè Costa Rey, che più o meno la maggior parte delle persone con cui parlo, cioè italiani con cui parlo, quando dico Costa Rey, più o meno capiscono qual è la zona. Infatti i sentieri saranno plurimi, saranno diversi e saranno in tutto il territorio. Perché primitivo potrete ben capire che Sì, non... sì. L'hai già spiegato? Sì, 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 sì. Ho spiegato che c'è una, diciamo, una direttiva principale, poi diciamo che ramifica per creare poi dei percorsi Ok, che magari tocchino più siti possibili, anche perché ce ne sono veramente tanti. Ci sono veramente tanti, assolutamente. ci sono molti focus, molti argomenti da approfondire, che poi approfondiremo adesso piano piano, puntata per puntata, Esatto. che rendono molto interessanti questi sentieri, questi percorsi. Assolutamente, ma anche dal punto di vista non solo archeologico, ma anche dal punto di vista naturalistico. Infatti sarebbe interessante invitare Mara o Sidi, il maestro Sidi, a parlarci dal punto di vista anche naturalistico di quello che circonda il sito archeologico di per sé. Cioè, vediamo che possiamo parlare veramente di tantissimi argomenti, cioè il sito archeologico non è la pietra scolpita e basta, ma c'è tanta di quella roba
sopra e intorno, cultura sicuramente. E quello che vogliamo fare è riuscire tramite sia i privati che le pubbliche amministrazioni ad unire questi siti archeologici. E piano piano devo dire che insomma, già che l'idea c'è, insomma, siamo avanti. Adesso, oggi abbiamo avuto una bellissima notizia, che è quella del GAL, insomma, del finanziamento. Quello dovrebbe essere ufficiale, insomma, che l'ente regionale ci dà una mano per l'appunto a realizzare questo sogno. O mi sbaglio, ho letto male. Sì, diciamo che hanno partecipato, il comune di San Vito ha partecipato a un bando del GAL per diciamo, la costruzione dei sentieri e hanno preso in considerazione il tracciato del sentiero primitivo di San Priamo, che quindi passa attraverso i siti del Monte di San Priamo, ma non anticipiamo troppo, e, e Martino poi va piace sta storia verso Viali Vivi, verso, della suspense così. verso sul Monte Acuzzo. Sì, e quindi già quello è una grandissima occasione perché comunque accorcia i tempi, il fatto di avere risorse economiche comunque ti dà la possibilità, ecco, di fare anche un lavoro più qualificato. Ok. Poi vabbè, le tempistiche delle amministrazioni lo sappiamo che sono dettate poi da percorsi burocratici stabiliti, precisi, quindi intanto vabbè, il lavoro di pianificazione è stato fatto, adesso vediamo un po', Esatto. incrociamo le dita. Eh. Diciamo che poi in più speriamo che queste puntate qua su Twitch, o comunque che poi ripubblicheremo anche negli altri social, ci diano una mano a farci conoscere anche ai privati, che questa è una cosa fondamentale, Sì, sì. perché poi non è che sono tutti terreni del demanio quelli su cui vorremmo fare attraversare il nostro sentiero. Martino, posso fare pratica una piccola pubblicità? Io parlo di questo progetto all'interno del mio libricino, del mio libricino che ho scritto, che è un cammino nel primitivo futuro, che trovate su Amazon se vi fa piacere. Parlo di Facci vedere la questo. copertina, scusa. Aspetta, non ce l'ho qua. Oh no. C'ho questa versione qui adesso. Ecco qua, un cammino Eccolo nel là. primitivo futuro. Guardate che posto qua, questo posto qua sta nel territorio di Villa Puzzo, ed è magnifico. Se vi raccontiamo tutto quello che c'è, ma lasciamo insomma a prossimi episodi la cosa. Io parlo delle mie attività motorie all'aria aperta, ma poi siccome non è che sia uno scrittore, io mi sono dilettato nel raccontare in maniera molto tecnica, non è vero, neanche troppo tecnica, però abbastanza tecnica, quello che riguarda l'attività motoria, quindi una parte di saggio, ma poi vado a parlare dei siti che stanno all'interno del sentiero primitivo originale. Potete vedere qua questo muraglione piccolo piccolo piccolo. Pensa a Dome Sorco. Ho messo e qua anche lì ci sarà da dedicare sicuramente una puntata, cioè i grandi nuraghi del Sarrabos, perché è tutto da scoprire, ragazzi. Oggi vi Che non dico, hanno nulla da invidiare ai grandi nuraghi delle altre parti. perché se vi faremmo vedere questi nuraghi, in realtà loro sono ancora molto nascosti. Mm. Qualcuno non troppo, però insomma, Ascolta Marco, mandiamo in sovrimpressione qualche immagine, eh? Ce certo. l'abbiamo di così, giusto per cattivare Che il ne nostro pensi? pubblico. Eh? Cosa ne pensi se facciamo veramente solo l'introduzione del filmato che sarà in anteprima domani sera? Cosa ne pensi? Sì, va bene, sì, sì, Sa che sì, sì, importa? va bene, va bene. No, 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 Allora, certo. eccolo qua. Allora, video, video, video. Questo è un esempio dei video documentari, li chiamiamo noi, ma di documentario c'è poco, in quanto
cerchiamo di evitare di infilarci in analisi tecniche visto che non abbiamo le competenze. Esatto, allora, loro sentono il coso, sentono l'audio. Martina, tu purtroppo mi dispiace, puoi sentire sul coso, su Twitch. Se poi ti metti in muto, anzi, se ti metti in muto puoi ascoltare. E poi se vuoi alzi No, il lasciamolo volume. ascoltare a loro, non è un problema per me, non lo conosco a Comunque, memoria. comunque potete vedere già le nostre immagini girate col drone. In questo Buongiorno caso carissimi parlavamo di amici di Martino, che Archeosarrabus. adesso si vede. Ciao Oggi Marti, come stai? siamo vicino a Stai fianco presentando alla dove nuova siamo? 120, alla vecchia Insomma, come 125 un che po' da più in San basso Priamo porta Ma ti senti tu? sulla Burcei, nel video. autostrada. Sì, 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 io mi sento. Io Visitate sto commentando così le cose con te in sottofondo, che parli, per vari che motivi. racconti così. Se lo vogliono vedere, ascoltare, Il nuraghe è andate fisicamente domani in forte, anteprima alle ore 21 Ma sul io nostro canale YouTube. gliel'avrei proprio fatto vedere senza commenti. e poi perché è facilmente Un gestibile. pezzettino, no? Dalla Ok, storia iniziando mi cito, sto zitto. di questo nuraghe che si chiama nuraghe Basoro. Perché ho detto quasi intera, ma non ho detto integra? Perché questo nuraghe è stato praticamente ricostruito negli anni 20. Ci sono tante leggende intorno al restauro di questo nuraghe. Ve ne dico due, per esempio, che è stato restaurato in occasione della visita di Mussolini, non mi ricordo se nel 1935, o addirittura in occasione di una visita di un re Savoia. Quello che è certo è che abbiamo una fotografia che ci è stata data tra l'altro da Andrea Zizzola, che ringraziamo, ritrae il nuraghe già Vai tranquillo Marti, sei ricostruito in muto, in una puoi data anche che è parlare, molto non ti verosimilmente il sento, non 1920, ti in sento. quanto anno in cui venne inaugurata Ascolta la pure Twitch, dai dai. linea, diciamo, del pullman, la diligenza, ecco, da Cagliari a San Curiosone Vito, ragazzi, lo e questa conoscevo fotografia male. dovrebbe riprendere il primo mezzo che da Cagliari è sceso a San Vito. Il nuraghe in questa fotografia, come Marco adesso ci farà vedere in sovrimpressione, ritrae il nuraghe con la torre intatta, cioè ricostruita già. Quindi una struttura su due livelli, il livello base è originale, mentre la torre centrale è stata ricostruita in Va maniera bene, anche dai, se no poi glielo abbastanza facciamo vedere in approssimativa. tutto. Basta, basta. Stop. Perfetto. Stop al tempo. Allora, Ma cosa avete facciamo? deciso di... Tipo ci inventiamo un quiz anche, un telequiz? Cioè? No, 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 facciamo, non so, partecipanti, indovina il nuraghe. No, vabbè, ancora è troppo presto. Va Sì, bene, sì. dai, cosa Nelle prossime dire? puntate. Allora, documentari, video, foto. La cosa che faremo, quando ad esempio decideremo di vedere un territorio comunale, cominceremo a fare una bella carrellata di immagini o faremo vedere un video che parla magari del nuraghe più caratteristico della zona o con qualche peculiarità strana che ci ha colpito. Ma logicamente oggi non stiamo qui a soffermarci tantissimo. Ah, io sarei molto curioso. No, ma non possiamo svelare tutte queste cose, Tino. No, 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 adesso rimaniamo sul vago. Ok, vago, vago. Eh, Quindi allora, più che altro vi rimandiamo alla nostra pagina YouTube, dove troverete di nuovo tutti i video completi, ma anche i 5 punti danno degli ottimi spunti di cosa sui siti di cui ci siamo occupati. Un'altra cosa, potete vedere qua giù c'è una barra che segna ancora 0 euro, 0,00%. Avevo dato addirittura una cosa, una giornata, cioè un giorno così per concludere. Infatti c'è scritto 17 giorni, in 17 giorni vogliamo raggiungere 400 euro. Perché Sì, cosa, aspetta, devo ragazzi? spiegare un po' una cosa, visto che ci siamo. Noi, come dicevamo, siamo all'interno di tutti i progetti di Archeosarabus c'è anche la pulizia dei siti, dei siti. L'anno scorso ne avevamo pulito una decina.
se non sbaglio, è stato Messorcu, abbiamo fatto Nuraghe Murtas, abbiamo fatto l'insediamento di San Priamo, la capanna di San Priamo, abbiamo fatto Sollastino, abbiamo fatto... cosa abbiamo fatto poi? A Villapuz Montegirone, anche quest'anno abbiamo intenzione di pulirne diversi, inizieremo già il 5 novembre con Nuraghe Bazoru, e quindi chi volesse partecipare ben accetto. Assolutamente. Queste operazioni costano dei soldi, sui social abbiamo poi creato dei post dove magari spieghiamo un po', c'è la sorveglianza archeologica da pagare, c'è l'assicurazione, c'è il terzo Mm. tempo, e quindi abbiamo lanciato questa raccolta fondi in cui chiunque può donare quello che vuole per portare avanti queste operazioni di pulizia. Però questa qui Ovviamente è stata fatta trasparente. apposta, fatta apposta per Twitch. Infatti c'è scritto acquisto motosega, ragazzi. Quindi Sì, è una sì, cosa qui in poi più. la stavo facendo filosofica, volevo arrivare proprio alla motosega. Il sogno, No, il quindi sogno di stavi ogni dicendo che pulitore di noi, mura. che Una motosega. noi siamo smuniti, si può dire così, di motosega. Siamo motosegati, noi facciamo solo con le Tutto mani. a mano, come i nostri Esatto. avi. Abbiamo realizzato degli attrezzi litici, tagliabili. Litici, di pietra. Archeologia sperimentale, facciamo. Non immagino quando la finiamo a cosa pulire, altro che una giornata di cose, di manifestazione di pulizia, non da Casa Blues, non finisci più. No, e quindi dai, voglio sentire la tua filosofia, arrivaci a questa storia della motosega, vai. No, volevo dire quello che nei costi, poi c'è anche, diciamo, per agevolare il nostro lavoro e per renderlo, diciamo, più efficace, quindi aumentare il numero dei siti puliti, necessitiamo di Di attrezzi strumenti, tecnologici, assolutamente. quindi la motosega. Esatto. Se non volete che Marco e Martino perdano la vista, comprateci la motosega. Forza. Va Troppa sega. bene. È troppa sega a mano, è pesante. Mamma mia. Però Va bene, dai. a livello cosa, di preparazione atletica, il braccio ti diventa un braccio gigante. Quindi, cosa stai guardando? No, la pancia mi stavo guardando. Ah, ok. A proposito di preparazione atletica. Ok. Va Quindi bene, allora, Marco, mi sembra che... Pulizia del nuraghi, io direi che poi cosa intendi per guida cartacea? La guida cartacea perché praticamente insieme agli altri progetti che non abbiamo, li abbiamo elencati, come fece quello lì, allora, il censimento, promozione, valorizzazione e difesa, anche difesa dei siti, quindi tutto quello che stiamo facendo sui social, fotografie, video, documentari, YouTube e cosa. Sì, Poi il sentiero primitivo del Sarrabus, poi le pulizie archeologiche e dulcis in findus in stiamo Pintus. lavorando per realizzare delle guide cartacee, quindi gli aggiornamenti dei censimenti fatti in guide, divise per comuni, quindi ce ne sarà una per ogni comune, che speriamo che possano essere utili ai ragazzi di fra 20 anni per proseguire questo ai futuri come si dice, Archeosarrabis. appassionati sarrabesi per proseguire Il quest'opera nostro. di conservazione e di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. Quindi Quindi, cerchiamo fedelissimi, proseliti. sì, vabbè, ma guarda, l'associazione Limen di cui facciamo parte, di cui Archeosarrabus, diciamo, è una parte integrante, comunque c'è un CDA di ventenni, quindi voglio Sì, dire, cioè, questa comunque meglio di così. è una bellissima cosa.
Però sono tutti ventenni senza energia, scherzo. Che ti intendi? No, no, però posso dirti una cosa, e loro darebbero conferma se fossero qua con noi, che noi abbiamo molto più energia di loro, Ma perché quindi loro le energie le concentrano su altre cose che ormai a noi non interessano più. sono Quindi... buttate da buttare, non servite a nulla, non servono più a No, nel nulla. senso che stanno ricorrendo a altra cosa allora. Cioè, Lo so, no, sull'Apple. noi ormai abbiamo raggiunto la pace dei sensi. Ormai sì, inizia, figurati. Quando Eh. diventi appassionato di pietre o buchi nelle pietre, ti fa capire tutta la condizione mentale di questa gente. Va Com- bene. comunque, sì, quindi i progetti sono tanti. Infatti, una delle cose che abbiamo notato proprio in queste settimane è che mancano non l'energia mentale per farlo, ma il tempo. Noi faremmo tutto, però alla fine quelli veramente attivi siamo io, te e Fabio. Mi senti? Sì, 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 no, vabbè, però poi ognuno si occupa di una cosa specifica, quindi, cioè, non... No, no, quello sì, 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 no, non sto eh, dicendo dal punto di vista dell'energia che siamo in pochi in quel senso, che fanno questa cosa qua, quindi anche con tutta la passione che ci possiamo mettere ci vuole tempo, ci vuole molto tempo per farlo, e questo è il senso della cosa. sì, perché comunque, sì, poi si stanno sviluppando altri progetti che comunque sono impegnativi, quindi un po' bisogna dividere le energie, però, dai, mi sembra che ce la stiamo cavando abbastanza bene, no? Sì, sì, direi proprio di sì, dai, spero vi piacciono anche questi format così molto colloquiali, però Sì, poi anche vabbè, adesso oggi simpatici. questa puntata era di presentazione, quindi un po', diciamo che era un po', diciamo, scarsa di immagini, però dalle prossime, che tra l'altro volevo anticipare, Mm. la puntata numero 2 sarà dedicata, Non lo dire, scherzo, dillo. non lo dico. Certo che lo dici, La puntata dillo. numero 2 sarà dedicata appunto a Basoru. Entreremo quindi più nel dettaglio, considerando anche che il 5 novembre avremo la giornata di pulizia, quindi presenteremo il sito con dei video, con delle immagini, con dei ragionamenti anche sul toponimo e su Sui delle toponimi. sui Infiniti vari toponimi e poi su storie trovate nei libri, eccetera. anche di ritrovamenti va bene, comunque parleremo di Basoru, Nuraghe Esatto, Basoru che quindi tra l'altro è il logo di Archiosarrabus è la pianta di Basoru. come potete vedere benissimo, cioè, c'è un'immagine così grande. Io direi di farlo vedere, o no? Cioè, almeno facciamolo vedere un po' Facciamolo vedere, sì, questo basuro, va. facciamolo vedere. Ho proprio la cartella qua tirata, una cosa Ok. da condividervi. Allora, Un paio di visto... immagini di anteprima. No, ho proprio visto dall'alto, guarda, Ah, questa qua è ok. un'immagine che lo caratterizza in maniera interessante, quindi allora, cattura finestra, Ok. credo tu lo possa vedere adesso, o sbaglio. No, ancora no. Aspettiamo. Dovrebbe vedersi. Eccolo, sta arrivando. Eccolo. Eccolo, Eccolo qua. Eccolo qua. eccolo qua. Eccolo qua. Mm-mm. Esatto. Esatto. Qua si vede perfettamente la pianta, un uragano che ha comunque una storia dietro che poi racconteremo giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre sul canale Twitch di Archeo Sarrabus. Non mancate. Esatto, ma in ogni caso domani sera se siete così curiosi potete vederlo in anteprima sempre alle 21 sul nostro canale. Non YouTube. abbiamo, logicamente un conto è vedere un documentario, un filmato da 12 minuti con bellissime immagini
Ma l'altro conto invece è riuscire a cosa? A, cioè, chiacchierare su questo sito. Bene, detto ciò, Vabbè. detto ciò, l'avete visto, no? Guardatelo bene per l'ultima volta, quali sono i suoi perimetri, qual è il suo perimetro, e riguardate il nostro logo. Esatto, è lui. Il cortile interno. Sì. Proprio così. Archeosarabus. Perfetto, allora, direi che la prima allora, ci siamo fatti una bella chiacchierata di quasi un'ora con imprevisti, fortunatamente senza morti, ma ci siamo, ci siamo. E cosa volevo dire? Allora, seguiteci su tutti i social. Un'altra cosa era anche per quanto riguarda la motosega, la prossima volta vi metterò il link se volete donare, siete più che accetti. Invece per quanto riguarda donare per la pulizia del sito, vi scrivo subito il link del sito. Ed eccolo qua, Ah, ok, sì, sì. archeosarabus.it, e lo scrivo qua, www.archeosarabus.it. Quindi cliccate tranquillamente qua sul link che vi ho passato in chat. Potete vedere la campagna di raccolta fondi che ci aiuterà a coprire le spese per la polizia di Basolo, e ci aiuterà anche a potervi offrire a poter offrire a chi viene a darci una mano un buon pasto, che vogliamo anticipare dove si terrà anche il pasto il terzo tempo, o ne parliamo settimana prossima. Ci parliamo, guarda, facciamo tutta la settimana prossima, così ci rimane qualcosa da Perfetto. dire. L'unica cosa secondo me è fondamentale dire che domenica 23 ci sarà una camminata, di cui vi parleremo anche giovedì così ve lo rinfreschiamo, la Sì? camminata che si terrà nella parte del sentiero primitivo di San Priamo, quindi nel comune di San Vito, e si partirà dal santuario. Vi daremo ancora maggiori informazioni la prossima settimana, perché così le nostre guide escursionistiche, Mara e Giuseppe, ci sapranno dare ancora maggiori informazioni. Quello che sappiamo è che si partirà domenica mattina per finire all'ora di pranzo, e sarà una camminata abbastanza semplice, più intrisa di storia e di cultura che di difficoltà tecnica, anche perché la camminatina non è niente di particolare, che consiglio a tutti, Sì, il veramente a percorso tutti. comunque è ben definito, è semplice. Sì, c'è una bella strada che passa, certo un po' non è perfetta, però se si passa in determinati punti della strada è facile da percorrere, è una strada in pratica, non è un sentiero. E lì sopra troverete la capanna nuragica, Sì, vabbè, poi c'è il sentiero, vabbè, diciamolo giovedì prossimo, ok, adesso... è una sorpresa all'interno del santuario. esatto, dai. Ok, quindi direi che abbiamo detto tutto come prima puntata così di conoscenza, ci siamo conosciuti, abbiamo visto qualcosa, ma non tanto, non troppo. Quindi, Martino, chiudiamo qua questo primo appuntamento. Sì, sì, direi di sì, direi di sì. Dai, ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 21. Come abbiamo detto, parleremo di Basoru e dell'attività che si farà domenica prossima. Prossima. Seguiteci sui social, Sì. Instagram, TikTok per avere maggiori informazioni, maggiori notizie. Facebook, mi Sì, stai ascoltando? sì, Facebook, Instagram, TikTok, i video su YouTube, siamo dappertutto. Ok, ci manca Spuntiamo dalla cassetta della posta, usciamo dal televisore, dovunque vi girate ci siamo noi. Esatto. Adesso con gli smart Perfetto. TV sono, come dire, fregati, esciamo anche dalla TV, veramente. Comunque, dai, quindi un saluto a a tutti, un abbraccio. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Alla prossima, ciao ciao, ciao.